L'AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, guidata dal presidente provinciale Luciana Gaccione, insieme alla Società del Crotone Calcio, che da anni si contraddistingue per l'attivo impegno in ambito sociale, hanno organizzato una partita amichevole con i volontari della stessa associazione, tra le cui fila sono scesi in campo anche l'assessore provinciale allo sport e spettacolo Gianluca Marino e l'assessore all'edilizia scolastica Alfonso Dattolo. La compagine AISM ha così potuto affrontare direttamente sul manto dello stadio Ezio Scida la formazione ufficiale del Crotone, presente per l'occasione al gran completo. Noi abbiamo giocato tutti perché ci fa piacere disputare questo tipo di partite, quindi siamo contenti. Nonostante le condizioni climatiche non siano state delle più favorevoli, con una fitta pioggia che ha reso ancora più pesante il terreno di gioco, l'incontro si è svolto regolarmente. A fare il tifo dagli spalti il presidente della provincia Stano Zurlo, il presidente dell'FC Crotone Salvatore Gualtieri e lo staff dirigenziale della società pitagorica. Noi dobbiamo ringraziare l'FC Crotone per la sensibilità che ha avuto nel partecipare a queste iniziative e a quella che faremo il giorno 29, dove sarà in periodo natalizio, quindi speriamo veramente che ci sarà una risposta di pubblico. Il ricavato della partita è stato devoluto completamente all'AISM. Il prossimo 29 dicembre invece, sempre allo stadio Ezio Scida, si svolgerà un evento unico e imperdibile. Per le festività natalizie infatti l'FC Crotone insieme all'AISM ha già organizzato un incontro di calcio in serale che vedrà contrapposti gli uomini di Mister Lerda a una rappresentativa composta dalle vecchie storiche glorie rossoblu. Crotone non è nuovo a questo tipo di manifestazione, va sempre incontro per quello che possiamo, per quello che può rappresentare il calcio alle persone che sono state più sfortunate di noi. In questo caso noi con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla abbiamo un grande rapporto ufficiale, siamo testimoni ufficiali, quindi faremo anche il 29 dicembre la manifestazione a favore dell'AISM.